indagando sul caso di una neonata di Chioggia portata all'ospedale in gravi condizioni, poi trasferita a Padova per una grave emorragia cerebrale. Tragico schianto ieri sera sulla tangenziale di Portogruaro. Un uomo di 43 anni ha perso la vita scontrandosi con altri due mezzi e nel pomeriggio un altro incidente nel tratto maledetto della A4. Maxi frode fiscale sull'IVA nel settore dell'abbigliamento tra Venezia e Padova, inchiesta della Guardia di Finanza e sequestri per oltre 8 milioni di euro. La Commissione Sanità in Regione ha fatto il punto sull'assunzione di medici specializzanti nei pronto soccorso. L'opposizione chiede miglioramenti alla riforma. Cercasi personale, parla un'imprenditrice del settore alberghiero. A Jesolo volano le prenotazioni, ma le attività stentano a starci dietro perché manca personale. Venezia si spopola, aumentano gli appartamenti pubblici vuoti, 1 su 4 secondo il consigliere regionale Montanariello. Oggi ad un sopralluogo a Saccafisola con la collega Elena Ostanel. Adunata degli alpini dopo il grande successo della diretta di domenica con oltre 1 milione di telespettatori sintonizzati sulle reti media nord-est. Stasera dalle 21:15 rivedremo la marcia delle sezioni venete. Ben ritrovati con l'edizione di Venezia dei nostri telegiornali. La cronaca in primo piano. I carabinieri stanno indagando su quanto accaduto ad una neonata di Chioggia portata all'ospedale in gravi condizioni, poi trasferita a Padova, competente per i casi pediatrici gravi. È stata portata al pronto soccorso di Chioggia sabato notte, ma lunedì pomeriggio l'hanno trasferita d'urgenza con l'elisoccorso all'ospedale di Padova per la gravità delle sue condizioni. Attualmente una neonata di circa 5 mesi di Chioggia è ricoverata nel reparto di terapia intensiva pediatrica per un'emorragia cerebrale. Sul caso c'è la massima riservatezza sia da parte delle aziende sanitarie di Padova e Venezia, sia dai carabinieri che stanno indagando. È proprio questo a far pensare che la causa delle condizioni della bimba possa essere dovuta a un episodio di violenza domestica. La neonata sarebbe stata portata all'ospedale di Chioggia dalla madre e altri familiari e qui, secondo quanto riferito dall'ULSS 3, assistita dal pronto soccorso e dalla pediatria, dove sono state messe in atto tutte le azioni di cura necessarie. Ma l'aggravarsi del quadro clinico ha portato alla decisione di trasferirla a Padova. Cosa abbiano riferito i parenti della piccola a medici e carabinieri al momento non si può sapere, ma è fondamentale capire cosa le sia realmente accaduto, cosa abbia provocato questa grave emorragia. La causa potrebbe anche essere un maltrattamento in famiglia, come lo scuotimento, che soprattutto nei neonati è la prima causa di ematomi cerebrali, lesioni permanenti e spesso morte. La muscolatura del collo è tenera e uno scuotimento del neonato potrebbe far sbattere ripetutamente il cervello contro la scatola cranica, causando danni gravissimi. Verranno celebrati nella chiesa parrocchiale di Conche di Codevigo domani, mercoledì 11 maggio, nel giorno del suo 7° compleanno, i funerali del piccolo Francesco Pascetta. Il bambino è deceduto sabato 30 aprile per una crisi respiratoria avvenuta mentre era in isolamento con i genitori e la sorellina dopo essere risultato positivo al Covid. Francesco riposerà nel cimitero di Chioggia. Nel frattempo non sono ancora stati resi noti gli esiti degli accertamenti sanitari per fare chiarezza sulle cause del decesso. Ed ancora sangue sulle strade. Ieri sera a Portogruaro un papà di 43 anni ha perso la vita in un terribile incidente. Lo schianto, l'auto accartocciata. Erano circa le 22:30 quando Mauro Sarto, cuoco, 43enne originario di Caorle ma residente a Gruaro, ha trovato la morte lungo la tangenziale di Portogruaro nei pressi di una stazione di servizio. Era alla guida della sua auto in direzione Trieste quando, secondo una prima ricostruzione dei carabinieri giunti sul posto per i rilievi, Sarto avrebbe invaso la corsia opposta proprio mentre sopraggiungevano un'altra auto e un furgone. Inutile il tentativo degli altri conducenti di evitare l'impatto, che è stato violentissimo. L'auto del 43enne è finita a oltre 100 metri di distanza in mezzo alla strada, completamente distrutta, mentre lui è stato scaraventato fuori finendo in mezzo alla tangenziale e morendo sul colpo. Il furgone è finito fuori strada, aperto in due, mentre l'altra auto poco più avanti. Immediato l'intervento dei soccorsi con i vigili del fuoco e i sanitari del 118 oltre ai carabinieri, ma ogni tentativo
tentativo di salvare la vita a Mauro Sarto è stato inutile. Feriti gli altri 2 conducenti, ma senza gravi conseguenze. La tangenziale è rimasta chiusa a lungo per permettere le operazioni di soccorso. Sarto viveva a Gruaro con la mamma e la famiglia del fratello, con cui in passato ha lavorato come cuoco nel suo ristorante da Oddo. Ultimamente il 43enne lavorava in attività aperte durante la stagione estiva. E doppio incidente nel giro di pochi minuti lungo l'autostrada 4 Venezia-Trieste, in una tratta tra Veneto e Friuli da tempo drammaticamente contrassegnata da un impressionante aumento degli incidenti. Entrambi gli scontri sono verificati attorno alle 17 in direzione Venezia. Nel primo, tra Latisana e Portogruaro, sono rimasti coinvolti un tir ed un furgone, il cui conducente è rimasto intrappolato nell'abitacolo. Il secondo tra Portogruaro e San Stino di Livenza, con il tamponamento tra 3 mezzi pesanti. E torniamo a parlare del tragico schianto mortale lungo la Romea a Mira avvenuto nel pomeriggio di sabato scorso. I funerali delle 2 vittime saranno celebrati venerdì e sabato. Venerdì alle 15 l'addio al 77enne Ferruccio Destro, sabato alle 11 l'ultimo saluto alla 39enne Jenny Scantamburlo. Entrambe le cerimonie nel Duomo di Gambarare di Mira, dove risiedevano. La procura in queste ore ha dato il via libera alla sepoltura, non avendo ritenuto necessario disporre l'autopsia. Era chiaro infatti che i 2 passeggeri sono rimasti intrappolati e schiacciati all'interno della vettura su cui erano trasportati e che è uscita rovinosamente di strada, cappottandosi in un terreno adiacente. Solo il conducente, 76 anni, anch'egli di Mira, amico di Destro, per quanto gravemente ferito, è uscito vivo da quella tragica carambola, anche se ora dovrà rispondere del reato di duplice omicidio stradale. Sequestro milionario delle Fiamme Gialle di Venezia e Padova, che hanno scoperto una maxi frode nel campo dell'abbigliamento. Frode nell'abbigliamento. Dopo articolate indagini dirette dal procuratore europeo delegato di Venezia, la Guardia di Finanza di Venezia e Padova ha sequestrato in via preventiva beni e disponibilità finanziarie per un valore di oltre 8 milioni di euro, pari al profitto di una frode all'IVA nel settore dell'abbigliamento. Fatture false per 39 milioni che venivano annotate in contabilità e su cui ovviamente veniva detratta l'IVA da parte di una serie di aziende, in particolare 7 aziende che hanno sede presso il centro ingrosso Cina di Padova. Il reato ipotizzato è quello di dichiarazione fraudolenta tramite fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Il meccanismo, ideato dalla comunità cinese attiva sul territorio nazionale, riguardava l'importazione, la distribuzione e la vendita di capi d'abbigliamento provenienti dall'Estremo Oriente, commercializzati da operatori cinesi. Sono aziende che però acquistavano la merce da soggetti prevalentemente della provincia di Prato e di Firenze, nonché dalla provincia di Milano, ai quali emettevano fattura appunto, ma che poi questi soggetti delle altre regioni non versavano l'IVA allo Stato, così evadendo la somma appunto di 8 milioni e mezzo che noi andiamo a recuperare anche in capo agli acquirenti perché riteniamo che fossero consapevoli di questa frode. Il provvedimento cautelare fa seguito a un altro sequestro di circa 500.000 euro eseguito recentemente sempre dalla Finanza nei confronti di un imprenditore cinese coinvolto nello stesso meccanismo. Singolare anche il fatto che i fornitori che emettevano fatture risultassero vendere molta più merce di quella acquistata. E l'ingente flusso di denaro verso l'estero lascia intendere come le imprese oggetto di indagine siano strutture funzionali alla creazione di liquidità a provento delle frodi fiscali da inviare in Cina. In Regione Venezia, ora, dove la Commissione Sanità ha fatto il punto sulle assunzioni di medici specializzandi nei pronti soccorso. Giornata di audizioni in Consiglio regionale sul fronte sanità. Sul tavolo c'è il reclutamento in via emergenziale di medici in formazione e specializzandi per fronteggiare la carenza di personale nei pronto soccorso. Associazioni professionali e sindacali dei medici si sono espresse sulla riforma davanti ai consiglieri della Quinta Commissione. Abbiamo portato per la possibilità per i medici specializzandi di avere fino a 1000 assistiti
al primo anno, 1.200 al secondo e al terzo anno, tra l'altro anche con un incentivo, e quindi alla fine della partita ogni medico potrà avere disponibile circa 55.000 euro lordi all'anno di contribuzione. Se l'idea di base può incontrare consensi ampi, le opposizioni in Consiglio regionale vogliono però si faccia chiarezza sul modo in cui questi giovani verranno introdotti all'attività in corsia. 1.000 assistiti ad un neolaureato è una responsabilità importante e vanno previste delle modalità di accompagnamento di questi professionisti, perché se no, lo dico come paziente, insomma, essere affidato tout court a un ragazzino appena laureato che può essere preparatissimo ma non ha quell'esperienza. Certo è che la carenza di personale sanitario è un problema che chiede una soluzione urgente. Mi viene in mente come il sindaco di Agna proprio in questi giorni abbia scritto al Presidente della Repubblica che è senza il medico territoriale, 3.200 persone che non sappiamo, tra l'altro anche molti anziani, dove attualmente mandarli, e quindi assolutamente abbiamo bisogno che i nostri giovani, che i nostri laureati scendano sul territorio. La riforma che sta portando avanti la Regione ha però bisogno, secondo le opposizioni, di essere migliorata. L'aspetto veramente qualificante è quello di prevedere delle modalità di accompagnamento in modo che i giovani medici non siano lasciati soli nell'affrontare dei pazienti che oggi sono purtroppo più complessi che nel passato. Cercasi personale, parla un'albergatrice di Jesolo. È uno dei nostri ristoranti che potrebbe ospitare fino a 100 clienti, probabilmente rimarrà chiuso perché non troviamo uno chef, e sicuramente è una perdita anche per una località trovare un'attività a fronte mare completamente chiusa. Il ristorante Ella Mare, inaugurato soltanto lo scorso anno e che sarebbe stato pronto per la sua prima vera stagione estiva, ma così non sarà, almeno per ora, finché non c'è il personale. Siamo in piazza Nember. Crista Boschian, imprenditrice del settore alberghiero, consigliera di Confapi Jesolo, gestisce l'hotel Luxor oltre ad altre 2 strutture nel litorale jesolano, per un totale di circa 100 dipendenti in alta stagione. Stessa sorte, denuncia Crista, per una collega titolare di un bar chiosco nei pressi di piazza Mazzini, a pochi metri dalla spiaggia. Quest'anno sarà costretta ad aprire solo a pranzo perché la sera non c'è personale. Noi crediamo che la politica sociale di questo periodo non aiuti assolutamente le persone a candidarsi, e quindi un atteggiamento di sussistenzialismo che abbiamo in questi anni chiaramente non favorisce una persona a trasferirsi o comunque a cercare lavoro quando lo stipendio è pari o simile a quello che viene dato loro per rimanere a casa. Questo poi ricordiamoci che porta a un decadimento della formazione. Mancano voglia e competenze, tanto da indurre gli stessi titolari a farsi carico della formazione dei lavoratori fermi da oltre 2 anni a causa della pandemia. Il settore paga quest'anno anche la totale mancanza dell'offerta di lavoratori stagionali stranieri. Non riceviamo proprio candidature o curriculum, quindi ci troviamo adesso ad affrontare una situazione dove manca proprio anche la persona da formare, perché poi una persona che si trova motivata con un obiettivo chiaramente raggiunge con piacere tutti gli obiettivi che ci siamo posti durante la stagione. La durata degli alpini dopo il grande successo della diretta di domenica, con oltre 1 milione di telespettatori sintonizzati sulle reti Media Nord-Est per lo sfilamento delle penne nere. Stasera dalle 21:15 rivedremo la marcia degli alpini delle sezioni venete, un appuntamento da non perdere a partire dalle 21:15 su questa rete. Grazie per essere stati con noi, è tutto per questa edizione di Venezia dei nostri notiziari. Vi lascio come sempre alle previsioni del tempo con il meteo. Arrivederci. Siamo aperti! Chef Alberto vi aspetta con la bontà dei suoi piatti e la sicurezza dei nostri locali. Locanda Ponte Stella al Borgo, a Casale sul Sile. Bentrovati al meteo. L'anticiclone subtropicale si impone con sempre maggior vigore sull'Italia. Bel tempo e caldo dunque sul nostro territorio. Vediamo il dettaglio di mercoledì 11 maggio. Sul Veneto tanto sole, cielo sgombro da nubi, con alcuni addensamenti, specie sulle zone montane e su parte di quelle pedemontane, dove sarà possibile anche qualche veloce temporale nel corso del pomeriggio. Temperature in ulteriore lieve aumento, minime tra 12 e 17 gradi, massime estive tra i 24 e i 28 gradi all'incirca.
Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso stessa situazione, bel tempo, salvo nel pomeriggio sui rilievi sarà possibile qualche annuvolamento, ma in genere innocuo. Temperature minime tra 13 e 17 gradi, massime sui 24-27 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, anche qui ampio soleggiamento, il cielo si presenterà sereno o al massimo velato, non sono attese piogge. Temperature minime intorno ai 14-15 gradi, massime sui 28 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Siamo aperti! Chef Alberto vi aspetta con la bontà dei suoi piatti e la sicurezza dei nostri locali. Locanda Ponte Stella al Borgo, a Casale sul Sile.